Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo con Pino Longo che è uno dei pizzaioli più famosi, tra l'altro istruttore, giudice nazionale e internazionale di pizze, perché Flavio Briatore, personaggio, influencer, lo conosciamo tutti, ha detto è impossibile fare una pizza a 5 euro, chi la fa con qualità scadente, che non è una pizza ma è un'altra cosa. Io che metto dei prodotti buoni, eccezionali, eccetera, una pizza a 5 euro non la posso vendere meno di 15 euro. Da lì nasce una polemica. La polemica è che ha ragione Briatore o non ha ragione Briatore? Chi meglio di te mi può rispondere? Allora, intanto voglio pubblicamente ringraziare Briatore. Perché? Perché lui ha sollevato un problema con tutti i suoi, diciamo, limiti del problema. Cioè, effettivamente vendere la pizza a 5 euro diventa, specialmente con tutti gli aumenti che ci sono stati, diventa un problema. Poi 160 euro, 65 euro, non so quella che costa, quella con il pata negra e via discorrendo, ci sta con gli ingredienti particolari. La pizza che fa Briatore, quel tipo di pizza lì, la si fa nella notte dei tempi. La pizza senza lievito, prima che nascesse il lievito, era così. È normale che poi la pizza è nata nel 1890 e di conseguenza diciamo, è dato ecco, diciamo che la regina Margherita ha dato l'input, ha valorizzato il valore della pizza creando un prodotto reale, invece prima era proprio dei poveri. Sollevando questo problema tocca un tasto dolente, perché effettivamente oggi come oggi con la pizza a 5 euro uno non ci campa. Questo è poco ma sicuro, a meno che, come dice lui, uno mette del prodotto di bassissima qualità, ci sta dentro, però che prodotto dà? Non dà un prodotto di qualità, punto. No, Briatore, almeno nell'intervista che ho ascoltato io, diceva giustamente gli affitti, le utenze, eccetera, sono queste che incidono moltissimo. E quindi la domanda è questa: quanto incide l'extra sulla pizza? Cioè, la pizza di per sé sappiamo che fondamentalmente non costa moltissimo, anche se ci mette dei prodotti straordinari. E purtroppo che le spese, come voi, come tante altre attività private, sono oberate da spese accessorie, utenze e affitti e questo e quest'altro. Stipendi. Ecco, Stipendi, bravo. ecco, allora se ci mettiamo anche gli stipendi, io direi che un 90%, perché la pizza incide, cioè se guardiamo il prodotto finale, cioè una pizza, una margherita costa un euro e 50, 2,50 euro se ci mettono altissima qualità di pomodoro e di mozzarella, cosa che premetto di dire che cosa che io faccio. Però è anche vero che effettivamente la margherita va bene e le altre pizze bisogna aumentare. Allora, se uno si vuole accontentare di spendere relativamente poco, si prende una margherita, una pizza con pochi ingredienti e spende una cifra normale, che alla fine una pizza e una birra ti costa sui 15 euro. Poi ci aggiungi il caffè e il dolce, si arriva sui 20. Ma il fatto di diciamo, fare tutta questa polemica giova soltanto intanto a Briatore per quanto riguarda l'apertura dei suoi, e lui è un mago di questo. Lui dove va, in tutti i settori che ha fatto, ha sempre creato la polemica che poi gli è ritornata a favore. Ecco, questo è un altro aspetto. Se questa cosa che dice Briatore l'avesse detto qualsiasi altro pizzaiolo, me compreso, probabilmente non avrebbe scaturito nessun problema, la gente si sarebbe lamentata se la pizza costa più di 5 euro o 10 euro. Cioè praticamente chi è che guadagna di più su una pizza? Non siamo noi Non pizzaioli. indovinare, è lo Stato. Bravo, bravo. Vabbè, io ero convinto tu mi massacrassi Briatore, invece hai detto lo ringrazi.